Intanto buonasera Massimo, ti faccio un quiz, dammi i nomi dei candidati di centrodestra, centrosinistra, del PD, del Movimento 5 Stelle, dammi i nomi. Più facile giocare la bolletta, se vuoi i risultati di calcio forse ci azzecco di più. Insomma, ma si vota il 26 gennaio, signore, si vota il 26 gennaio. Così dico. Cioè il 26 di dicembre bisogna presentare tutto, liste, candidati, sì, tutto. Ci può essere uno slittamento di qualche giorno. 27, però... 28, ma devi essere già pronto. Forse loro che sono dentro i meccanismi della politica ne sapranno più di noi. Proviamo a chiedere a Ernesto Rapani, che c'è all'interno della coalizione di centrodestra. Voi avete fatto una riunione l'altro giorno a Cosenza dicendo che siamo leali, siamo pronti, il centrodestra è unito, compatto, conquisteremo la Calabria. Cioè questo era, mi pare, il messaggio che è passato, o no? Ha ragione Massimo quando dice probabilmente si vota il 26 gennaio, perché per il momento è solo una proposta, ancora non c'è il decreto, quindi la data definitiva ancora non la sappiamo. Noi abbiamo presentato ufficialmente... Ma c'è la data, perché il Presidente si è incontrato con i due presidenti e ha proposto la data del 26. Della Corte d'Appello. È il Presidente della Corte d'Appello che dovrebbe accettare, sciogliere la riserva e definire se la data è il 26 o se la data sarà successivamente. Comunque entro il 9 febbraio si andrà a votare. Ma questo non è che autorizza i partiti a prendere tempo, insomma. Assolutamente no, ma io lo dissi da qui a 10 giorni fa, che solo in Calabria poteva succedere questo, perché fino a settimana scorsa non solo non sapevamo chi fosse il candidato presidente, ma non sapevamo neanche la data delle elezioni. Oggi almeno una risposta sappiamo darla, perché chi come noi in qualche modo ha iniziato a muoversi e ha iniziato a proporsi come candidato, le domande che venivano poste dagli elettori erano due. La prima, chi sarà il candidato presidente, sul quale ancora non sappiamo rispondere, e la seconda, quando si voterà. Oggi riusciamo a rispondere intanto sulla data, alla seconda riusciamo a rispondere. Si dovrebbe votare il 26, ma nella peggiore delle ipotesi si potrebbe votare il 9 febbraio. E naturalmente è mortificante questa realtà. Io scrissi tempo fa del 9 febbraio, mi saltavano tutti addosso, ma che dici? Perché dico, il 2, poi il 2 non si può fare perché bisogna presentare le liste a Capodanno. Allora bisogna andare più in là, bisogna andare il 9 febbraio. Il 9 febbraio mi pare la data più... Alla fine così andrà a finire, secondo il mio punto di vista. Vabbè. Questa è la mia idea. Sì, no. Come dire, è un'idea più che plausibile. No? Visto come stanno le cose. Non è che cambia molto una settimana in più, una settimana in meno. Il problema più che la data, come dicevamo prima, è l'assoluta incertezza su... le forze in campo, insomma, chi sono i candidati. Al momento non sappiamo non soltanto chi sono i candidati, non sappiamo nemmeno quali sono le alleanze che saranno in campo, no? Perché in questi giorni stiamo assistendo a questo rincorrersi fra PD e Movimento 5 Stelle che non sappiamo, no, fino in fondo com'è. Però devo dire che Fratelli d'Italia dopo le voci ha fatto un passo indietro dicendo noi ci atteniamo a quello che è almeno così ha detto Vandaferro nella riunione che c'è stata a Cosenza qualche giorno fa, ha detto noi siamo leali, siamo all'interno di questa coalizione, in un documento vecchio c'era scritto che il candidato spettava a Forza Italia e noi ci atteniamo a questo, mi pare questa è la posizione. Sì, mi pare di averla confermata anch'io quando sono stato qui ospite in trasmissione, che in realtà noi aspettiamo... Ma per Massimo che si è dimenticato, Massimo. No, lo sai perché mi sono dimenticato? Perché l'altra volta appunto assistendo al coordinamento provinciale, no? Dei Fratelli d'Italia che c'è stato alla provincia, no? C'è stato qualcuno che ha detto vabbè, ma potremmo anche cambiare gli accordi. Cioè, cambiamo gli accordi per cui diamo a Forza Italia le Marche, che aspettava a noi ci prendiamo la Calabria e abbiamo già il candidato bello e pronto che è il Vandaferro. Vandaferro invece sbaglio, poi Vandaferro ha detto no. Purtroppo non è possibile, quindi è inutile che facciamo ipotesi assurde, non sono veritiere. Non sono veritiere. È un tentativo, un'ipotesi, giusto? Eventualmente andava fatto subito dopo il risultato dell'Umbria, parlarne ora non ha senso. Invece chi è sicuro di avere il candidato è Graziano Di Natale, perché mi pare che nel PD ci sia già il candidato, no? Questa è una battuta, obiettivamente. No, io non so. Intanto buonasera e grazie per... mi pare che c'è l'uscente già, è pronto. Grazie per avermi invitato, voglio salutare te, Massimo e Ernesto per questa bella chiacchierata che faremo insieme.
Il Partito Democratico, così come tutta la politica calabrese, è in una situazione di stallo, perché è vero che nel centro-sinistra c'è una discussione più animata rispetto al centrodestra, ma è effettivamente vero che nessuna delle forze, delle aree politiche in campo, centrodestra e centrosinistra, oggi mettono concretamente un candidato a presidente per le prossime elezioni regionali, che saranno il 26 o il 9 febbraio, poco conta. Il Partito Democratico ha una posizione che io sostengo, che è la posizione del Nazareno, che dice: è necessario voltare pagina, è necessario mettere in campo un candidato di rinnovamento. Civico. Questo cozza con la realtà, diciamo, territoriale della Calabria, dove sappiamo tutti c'è questa candidatura di Oliverio, questa autocandidatura di Oliverio, supportata o sopportata, che però ha un limite. Oliverio è una persona che ha avuto tanto dalla politica, ha fatto il sindaco, il parlamentare, 2 volte il presidente della provincia, il presidente della regione, il consigliere regionale. Sarebbe opportuno dare qualcosa alla politica e quindi mettersi in condizione da diventare, come dire, l'elemento di unione e non di divisione. Una persona di esperienza come Oliverio oggi sta diventando un elemento di divisione. Credo che nelle prossime ore noi però avremo la possibilità di individuare una figura che possa mettere in campo forze civiche e forze politiche come il Partito Democratico. Perché no, cercare di portare anche a compimento questo accordo con i 5 Stelle. Questo però cozza con un altro ragionamento, che è delle ultime ore. Se è vero come è vero che dobbiamo chiedere il rinnovamento per la figura del Presidente della Giunta regionale, è altrettanto vero che il Partito Democratico deve essere conseguenziale, vale a dire deve rinnovare anche le persone, quindi i candidati al consigliere regionale, da mettere in campo. A questo punto, secondo me, l'accordo non sarà mai sottoscritto. Penso che hanno questa voglia di autolesionismo. Non credo proprio che si possa andare in questa direzione. Certo, Roma vorrebbe questa possibilità, tant'è che in un primo momento si era detto vabbè, dateci un candidato. Inizialmente c'era Francesco Aiello e il PD è pronto a sostenerlo, Poi Di Maio dice sì, noi abbiamo scelto il candidato, ma col PD non vogliamo averci nulla a che fare. Subentra Grillo, che è il padre di questo movimento, e dice no, dobbiamo stare insieme perché si governa insieme, quindi il futuro va in questa direzione. È stato un po' più colorito Grillo, però. Sì, vabbè, abbiamo, il senso è quello. Abbiamo dato il senso delle cose. E allora questa è la situazione. Il PD è bloccato perché c'è da una parte, diciamo, i coordinatori dei circoli, noi siamo i presidenti dei circoli, i segretari dei circoli. Ma non è proprio così. Ma questo è il documento che abbiamo letto. Intanto il Partito Democratico ha questo travaglio interno inopportuno alla scadenza di una consigliatura regionale, ma frutto diciamo, del lavoro di chi, lasciatemelo dire senza nessuno spirito polemico, non vuole lasciare la presa. Cioè, siamo nel 2019, abbiamo in campo esponenti che fanno politica e stanno nelle istituzioni dal 1980, la gente al di là di destra e sinistra reclama un rinnovamento, ma non solo di uomini ma anche di idee. È necessario quindi capire che i tempi sono cambiati e non arroccarsi nelle proprie, nelle proprie posizioni, ma quindi essere elemento di unione. Il Partito Democratico, certo, guardate, questa posizione del Nazareno, che potrebbe essere una posizione dirompente, è una posizione però schiacciante rispetto alla realtà della Calabria. In Calabria hanno comandato sempre gli stessi.
Oggi c'è una posizione che ti dice noi vogliamo rinnovare la classe politica. L'ultima considerazione, senza rubare spazio agli altri: io non sono tra quelli che ritiene che per forza bisogna trovare o individuare un candidato fuori dall'alveo politico del Partito Democratico. Ci sono tanti giovani che possono essere impegnati nel Partito Democratico e quindi possono essere impegnati in questa competizione politica. Ci sono tanti giovani che possono dare un contributo, ad iniziare di giovani amministratori, ma di tutte le province, di Catanzaro, Reggio, Cosenza, per cui al di là di andare alla ricerca del personaggio e spendere una figura giovane, dinamica, che comunque ha contatto con il territorio, credo che non sia una idea folle. Però, no, tutto è giusto, però... In teoria, certo. No, quello che volevo sottolineare... Poi la politica è un'altra cosa, un'altra cosa. Certo. La politica è fatta di... Però la politica è fatta di ragionamenti. Di rapporti, è fatta anche di voti, certo, di sostegno, perché tu hai tutte le idee più belle di questo mondo, ma se non c'è chi sostiene queste idee, chi appoggia... Però non abbiamo pochi esempi di persone che occupano le istituzioni senza avere il consenso popolare, ne abbiamo di più rispetto ad altri che rimangono fuori. Ma questa però è un'altra fase, certo, è una competizione elettorale dove contano i numeri, e i numeri bisogna averli per andare a sedere tra i banchi del Consiglio regionale oppure governare la Calabria. E i numeri come si ottengono? Avendo delle persone che credono in te, che appoggiano le tue idee, che ti sostengono. Appunto, ci sono tanti validi amministratori. Io vedo un PD, cioè vedo un PD1, mettiamo il PD ufficiale, quello sull'asse Zingaretti, Graziano, Oddati, e un PD2 che sta nei circoli, sta con Oliverio. Però posso dare, e mi taccio, questa, diciamo, posso usare questo esempio. L'ho detto già in qualche altra trasmissione televisiva. In Calabria succede un fatto particolare. Quale? Quando Roma prende in mano la situazione e decide per conto dei calabresi, alcuni calabresi insorgono. Quando invece pochi calabresi decidono per tutti gli altri, va tutto bene. Questo è l'esempio della Calabria e della politica del centro-sinistra. In riferimento alla scelta dei candidati per il Parlamento, assolutamente sì. Cioè io chiederei al mio amico Oliverio, al mio amico, agli amici del centro-sinistra che oggi reclamano e quindi contestano le decisioni di Roma, se per la scelta delle candidature alle scorse politiche siano state fatte o meno primarie, oppure sia fatto un accordo con Roma, così come è la consuetudine del loro agire politico. E oggi però questa cosa viene contestata. Delle due l'una: o si sta in un principio di partito oppure si è fuori dal partito. Però bisogna avere il coraggio di dire: tu non sei con me, sei fuori dal partito. Ma bisogna dirlo. No, ma non solo, perché mi pare che Oliveri, al di là del merito, ne fa anche una questione di metodo, no? Cioè lui lamenta il fatto di non essere mai stato contattato da Roma, di non essersi mai seduto intorno a un tavolo a discutere di questa cosa, tant'è che... non ti vogliamo, punto e basta. Non vogliamo, punto e basta. Senza spiegazioni. Tant'è che in un recente convegno che ha fatto Siderno, ha presentato questo libro, insomma, sulla sua biografia politica, qualcosa del genere, diceva: io non ho mai detto Oliverio la morte, sediamoci, discutiamo, non volete fare le primarie, facciamo qualcos'altro, però ci deve essere... Avete un altro candidato? Avete un altro candidato, perché... Massimo, posso farti una domanda? L'ultima. Poi parliamo... L'ultima. Certo. Oliverio attua un principio esatto: coordiniamoci, stabiliamo, vediamo. Ma pongo la domanda: quando si è trattato di comporre la giunta regionale, il principio stabiliamo, vediamoci, coordiniamoci è stato attuato? Quella è una prerogativa del Presidente. Quando gli hanno votato la variazione dello statuto, molto comodo fare così. Sapevano che cosa andava in È molto comodo fare così. Devi chiedere ai tuoi compagni di partito. Ma infatti io sono in televisione perché assumo una posizione nettamente... Il Consiglio regionale hanno votato hanno votato la variazione dello statuto. La mia posizione è una posizione talmente chiara che dice: bisogna fare un rinnovamento non solo di persone ma di metodo. Per cui non ci sono questi problemi, no? Per fortuna no.
No? La coalizione è liscio, chiara, definita. Per alcuni versi noi siamo già pronti, stiamo solo aspettando La Lega. la designazione. No, Forza Italia. pensavo di aspettare la Lega. Il problema No, è Forza perché la Italia, Lega poi pone del- che ancora non scioglie la riserva sul nominativo. Una volta che verrà ufficializzato il nominativo, naturalmente taglieremo Ma subito. con la Lega avete buoni rapporti? Noi abbiamo buoni rapporti con tutti gli alleati. Si dico, ma con la Lega c'è una specie di affinità o no? No, è lo stesso rapporto che abbiamo con gli altri partiti. Oggi Lega e Fratelli d'Italia sono, per quanto riguarda il centrodestra, i due Questa idea partiti. sovranista, insomma, appartiene a questi Per due alcuni forze versi politiche. c'è affinità, per altri versi no, perché per il fatto che la Lega continua a parlare di secessione e continua a parlare di regionalismo differenziato, è chiaro come che ci per state quanto... dentro insieme? Ma ci stiamo insieme per quanto riguarda i Una programmi. logica di numeri? I programmi che si vanno naturalmente a stilare in occasione delle competizioni Ma se elettorali. io ho un'idea sul regionalismo diversa dalla tua, Certo, ci possiamo confrontare, però può darsi se che io mi stiamo convinca. insieme nella stessa coalizione, Ma io nel condivido le tue idee, tu condividi le mie. Nel momento in cui ci si mette in coalizione è chiaro che le idee si possono in qualche modo limare, si può trovare sicuramente una via di mezzo. Non è detto che bisogna rimanere fermi sulle proprie posizioni, per quando si parla di programmi bisogna avere la capacità in qualche modo di cercare di andarsi incontro, sempre se si parla di programmi per il bene comune. Cioè io parlo di secessione, tu invece non vuoi la secessione perché Certo. hai un'altra idea, no? Certo. Un'idea di paese, di nazione. Un Questo è po' un problema. agli opposti, diventa forse. difficile metterle insieme Ma le due però cose. anche- Cioè io, per esempio, cittadino che sono orientato a votare, faccio un esempio, dalla vostra parte, cioè mi pongo questo problema, me lo pongo, dico, ma come fa a stare insieme Meloni e Salvini? Meloni e Salvini, non Meloni e Lega, perché in realtà all'interno della Lega c'è la Lega Nord e c'è la Lega con Salvini. Perché mentre la Lega Nord continua a mantenere nello statuto la secessione, la Lega con Salvini in qualche modo ha rivisto, tant'è che lui punta molto sul Sud, che poi del Sud in qualche modo ne trae benefici e per alcuni versi se ne ricorda di meno, purtroppo questo è un problema. E lo dovete spiegare. E lo spiegheremo, certo che lo spiegheremo. Certo Non che è lo facile, spiegheremo. farlo Certo che lo passare spiegheremo. ai calabresi Ma in Calabria per fortuna Fratelli d'Italia raggiunge delle percentuali che in qualche modo potrebbe rappresentare il primo partito in Calabria. Noi stiamo lavorando su questo e speriamo di riuscirci. Non è presunzione, però in qualche modo i numeri ci stanno iniziando a dare ragione. Voi avete fatto un'intensa campagna di adesioni, mi pare. Ma noi siamo un partito aperto, siamo un partito inclusivo, naturalmente è chiaro che non possiamo assolutamente ricevere tutti, io l'ho detto l'altro giorno nella presentazione del direttivo provinciale, qualcuno pensa che Fratelli d'Italia è un albergo con una porta girevole, ma così non è, perché è chiaro che noi facciamo le nostre scelte sulle persone che in qualche modo aderiscono, chiedono prima e poi aderiscono a Fratelli d'Italia. Io vado dicendo sempre che a luglio del 2016, quando sono stato nominato portavoce regionale, Fratelli d'Italia aveva una percentuale dell'1,9%. Se oggi siamo arrivati a avere la percentuale più alta su base nazionale alle ultime europee, avendo raggiunto il 10,6% su base regionale, un motivo ci sarà. E il motivo principale è che abbiamo fatto squadra all'interno del partito, per cui ragioniamo come squadra. E nello stesso tempo perché siamo riusciti ad aggregare, siamo riusciti a crescere e le aggregazioni che facciamo le facciamo principalmente sui programmi. Vabbè, insomma, il portavoce può essere soddisfatto se da 1 passi a 10, voglio Certo, dire, no? certo. Si è lavorato. L'obiettivo è quello di superare questa percentuale alle prossime regionali. Come lo legge, come lo leggete il travaglio che c'è all'interno del centro-sinistra? Ma io sono convinto che Oliverio finge di volersi candidare, sta approfittando di questa difficoltà che c'è all'interno del PD, perché come giustamente diceva Graziano Di Natale prima, per quale motivo bisogna ricorrere al civismo se ci sono nuove leve all'interno di un partito? Allora, quando il segretario regionale nella persona di Graziano dice dobbiamo ricorrere al civismo per individuare un candidato, lì automaticamente decreta il fallimento della politica e del partito. Perché un partito che fa riferimento al civismo per risolvere il problema, allora è inutile che continui a fare politica. Ha ragione Graziano Di Natale quando dice c'è un parco di giovani che in qualche modo potrebbe essere individuato da mettere in campo. Ma tra le ipotesi al vaglio del commissario regionale non mi pare ci siano tanti giovani, perché la soluzione
spaventata era quella del presidente della provincia di Cosenza, Franco Iacucci, no? C'era... Girava anche Io l'ho detto come linea di principio, poi se effettivamente c'è il parco giovani o meno è un problema interno loro. loro. Di trovarsi un candidato civico, Sì, per esempio nel centrodestra. Chi? Nel centrodestra non rischiate di trovarvi anche voi un candidato Ma penso civico? proprio di no. Infatti a priori, è all'interno di Forza Italia che ancora non riescono in qualche modo a trovare la quadra sul nominativo. Non si è parlato di civismo. Se mi posso permettere, quando il direttore Attilio Sabato chiede a Ernesto Rapani cosa ne pensa della situazione, No, come la vedete, sì, voi, come la percepite questa? È perché sono dei competitor, il problema no? non è sintetizzato nella situazione del centrosinistra, perché comunque ci sono due poli che allo Stato non hanno indicato un candidato a presidente. Una parte ha un travaglio molto più difficoltoso, l'altro ha comunque un travaglio. Cioè, il dato è che nella Calabria... sta ribaltando sono due realtà diverse. Il dato che nella Calabria ci sono due poli che allo Stato, a 2 mesi dalle elezioni, non riescono a dare certezza agli elettori per dire noi siamo in campo con X candidato, cosa che invece avviene in Emilia-Romagna, dove in Emilia-Romagna ci sono i candidati che da tempo fanno campagna elettorale. Poco conta poi come sta di salute il centro-sinistra rispetto al centro-destra, ma la valutazione primaria che ponevo alla vostra attenzione di un fallimento allo Stato, di una classe politica calabrese che non riesce a mettere in campo dei candidati per il rinnovo del Consiglio regionale è evidente sotto gli occhi di tutti. Allora la condizione di voler rinnovare e anche gli attori che sono diciamo, coloro i quali sono in campo per dipanare la matassa è una condizione che non può essere più rimandata. Non è d'accordo? Ma un po' di differenza c'è e forse anche sostanziale. È vero, in Emilia-Romagna il candidato si sa da tempo perché è da tempo che si sa la data delle elezioni. Il fatto che fino a settimana scorsa non si sapeva la data delle elezioni naturalmente in qualche modo ha dato, non ha dato la possibilità, però in qualche modo si è stati più tranquilli sulla scelta, anche perché non è opportuno far girare nomi se prima non si ha la data effettiva. Non ti voglio interrompere, ci mancherebbe né parlarti di sopra, ma la data delle elezioni è talmente un elemento diciamo, di poca rilevanza, perché o il 26 o il 9 febbraio tu non puoi andare oltre il 9 febbraio per legge. Ora sì, però addirittura si paventava il 15 dicembre, quindi un'anticipazione. Voglio dire, maggior ragione se però la elezione dobbiamo rinviarla, non è che possiamo rinviare, non siamo alla Repubblica delle Banane qui, abbiamo una data che è in un range diciamo tra gennaio e febbraio. Ok, dobbiamo essere obiettivi. Io non sto dicendo che il centro-sinistra è pronto, pimpante e via, io sto dicendo che ci sono delle difficoltà. Infatti non si può sottacere che nel centrodestra ci siano altrettante difficoltà nell'individuare un candidato. Solo sull'individuazione del candidato eventualmente, ma io l'ho detto chiaramente diversi giorni fa che effettivamente questo poteva succedere solo in Calabria, quando dicevo che non si sapeva né la data e né il candidato presidente. Però nel centrodestra il problema è limitato solo ed esclusivamente al nome del candidato presidente. Nel centrosinistra invece penso che i problemi sono tanti altri, accordo, non accordo, PD, 5 Stelle, 3 candidati, 2 candidati, 4 candidati all'interno della stessa coalizione, quindi la matassa è ancora più imbrogliata, è molto più difficile. Tra 2 o 3 giorni uscirà il nome del candidato presidente del centrodestra e noi siamo pronti per partire. Lì, una volta che uscirà il candidato, non si sa se sarà uno, se saranno più di uno. Se saranno più di uno, la coalizione se sarà compatta. Una volta che uscirà il candidato del Partito Democratico, intorno al candidato del Partito Democratico si dovrà creare una coalizione allargata alle forze della società civile. Oliverio fa il passo del gambero e va indietro. Oliverio deve decidere se voler far parte di questa coalizione o continuare a fare il candidato non del centro-sinistra del Partito Democratico. Mi pare evidente, lo dicono dal Nazareno alla punta dello stivale questa cosa. Però questa assenza di candidati... Mandiamo la pubblicità prima. Mandiamo la pubblicità prima. Tra un attimo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store.
e scarica la nostra app. Torniamo in studio, stavamo affrontando questo argomento, tu stavi dicendo qualcosa sul PD. Io volevo solo dire questo, se io fossi un candidato del PD, no? Che ha assistito a tutta la fase in cui il Movimento 5 Stelle e il PD se ne sono detti peste e corna. Il peggiore esempio di politica per i 5 Stelle era stato il Partito Democratico, specie in Calabria. Oggi viene chiesto, se dovesse passare questa linea, al cittadino calabrese iscritto al Partito Democratico di sostenere il candidato scelto del Movimento 5 Stelle. Cioè è una veramente, sì che in politica può succedere di tutte, nulla si esclude, è l'arte del possibile per definizione, però diventa un po' difficile chiedere ad un iscritto del PD sostiene un candidato scelto. Posso ribaltare la domanda? Sì. Possiamo chiedere a un iscritto di Forza Italia o di Fratelli d'Italia di votare una coalizione dove consiglieri regionali del Partito Democratico, che fino a un minuto prima hanno sostenuto un governo di centrodestra, oggi compongono una coalizione di centrosinistra, oggi compongono una coalizione di centrodestra? Rapani? No, dico in generale. È la stessa cosa, voglio dire, no? Questo è il tipico caso di chi ha la trave nell'occhio e guarda la pagliuzza dell'altro, ma non è un problema, perché in realtà chi è stato nel centrodestra prima ed è ritornato nel centrodestra oggi, ieri purtroppo con le liste civiche ha sostenuto Oliverio. No, io sto parlando di candidati del Partito Democratico, non sto parlando di liste civiche. Per quanto ci e tu riguarda, sai a chi mi riferisco, voglio dire, sono tutti amici, no, io sto parlando di Fratelli d'Italia. Nella coalizione ci sono candidati, non lo dico io, non sono indiscrezioni, sono cose pubbliche, amici che giustamente hanno deciso di fare un percorso diverso e che da sostenitori di un governo di centro-sinistra, non sostenitori derelato, ma sostenitori in prima fila in Consiglio regionale, decidono di candidarsi nelle liste nella coalizione di centrodestra. Ora, la domanda che poneva il direttore Sabato è una domanda seria, giusta e che è da prendere in considerazione e che mette in difficoltà. Nello stesso modo può essere messo in difficoltà un elettore del centrodestra che si appresta a votare una coalizione formata da elementi di spicco di centrosinistra. Qui parliamo però del candidato a presidente. Ho capito, però voglio dire... È diverso. Può essere... Perché il candidato alla presenza rappresenta, si mette sulle spalle la coalizione dell'immagine. Parafrasando... parliamo addirittura della coalizione politica. Parafrasando la battuta dell'amico Ernesto Rapani, che diciamo la prima volta con cui mi confronto, anzi diciamo gli faccio i complimenti per il garbo con cui facciamo questa discussione, ma o la trave nell'occhio o la pagliuzza dà sempre fastidio alla vista. Sì, però qua stiamo parlando, voglio dire, io aggiungerei un elemento alla riflessione giusta di Attilio, che fra l'altro i tempi sono stretti, quindi questa cosa va anche spiegata agli elettori, no? Perché siamo arrivati a questo punto. In un mese o anche meno, perché al momento... Guarda, Fratelli d'Italia in Abruzzo, quando si è votato in Abruzzo, ha ufficializzato il nome del candidato una settimana prima della presentazione delle liste e abbiamo vinto. Sì. Abbiamo vinto. Marco Marsilio è stato ufficializzato una settimana prima della presentazione ufficiale delle liste. Questo arriveremo anche in Calabria sta facendo così. No, il centrodestra così vincerà. Quindi ha chance il centro-sinistra. Ma penso proprio di no. No, non ha proprio nessuna possibilità. Guarda, quello che dice Graziano Di Natale è giusto, perché il fatto che si passa non da un partito a un altro, ma da un estremo a un altro, è stato il motivo per il quale la gente si è orientato verso la protesta e abbiamo generato quelli che non si capisce, 5 Stelle, la Stella Cometa, quante stelle sono diventate, non si sa. Manca Lega, ora questo 5 Stelle ha iniziato a svuotarsi e c'è chi furbescamente già è sceso in campo, perché c'è un candidato presidente che dovrebbe essere Tanzi, in realtà adesso sta cercando di riconquistare gli scontenti di questo accordo che c'è stato PD 5 Stelle, quindi i promotori dei 5 Stelle
che ora non sono d'accordo su questo accordo PD 5 Stelle che è stato fatto in Umbria, non si sa se verrà fatto in Calabria, ma io ho detto a Peppa Iete, ve lo ricordate, che verrà fatto e poi ci ritroveremo subito dopo l'ufficializzazione delle liste. Ora hanno iniziato a delinearsi, a defilarsi e si sono avvicinati a Tanzi. Questo purtroppo è quello che ha creato la politica. Quadro frastagliato della politica in generale in Calabria. Quindi, qui secondo me le forze politiche sanno già da tempo che la data del voto è il 9 febbraio, quindi hanno rallentato, preso tempo, vagliato il più possibile. Sì, però abbiamo dicembre che è un mese a metà. Però non mi sembra per esempio che in Campania, dove si vota a giugno, Berlusconi ha già scelto il candidato che è Caldoro, e qua ancora siamo in alto mare. Non vorrei che la Calabria non gliene frega niente a nessuno. Il problema è quello, perché poi quando parliamo della scelta del candidato presidente non parliamo ovviamente di una persona più o meno valida, certamente rispettabile, ma parliamo anche delle cose da fare. Cioè qua noi, lo dico perché ogni giorno faccio un giornale in cui parliamo di questo specie di... Sembra quando ad agosto ti leggi il calciomercato. Sì, il calciomercato. Sembra quando adesso per il calciomercato la Juve prende quello. Però vedi, quando si fanno questi tipi di operazioni, secondo me si nasconde la difficoltà che i partiti hanno nell'elaborare un programma che dia risposte voglio dire, ai problemi della gente, problemi. Perché poi la gente vuole sapere, ci sono tante situazioni di grave difficoltà, ci sono tante vertenze aperte in questa regione. Allora, io mi aspetto dalle forze politiche che mi diano, come dire, delle ipotesi di soluzione su questi problemi. Il candidato poi sposa questo programma, ma a monte ci deve essere l'azione politica che tu proponi in alternativa a quella esistente. Questo è il difetto della classe politica che c'è in campo, nel senso che oggi stiamo parlando più di nomi e di persone, quindi di chi dovrebbe rappresentare la sintesi e non qual è la sintesi del nostro programma. Cioè, sto parlando del programma in generale per la Calabria. Il direttore prima faceva riferimento dei tanti problemi che ci sono sul tappeto, dalla sanità. Chi non dimentica le cose che sono succedute nel passato, la Conferenza Episcopale Calabrese dice che in Calabria di sanità si muore. Cioè il problema sanità non è affrontato né dal centrodestra né dal centrosinistra. Non c'è bisogno della no, assolutamente. Dice, tutto il rispetto. Assolutamente. Tutto il rispetto, noi tutti i giorni. Parlo della Conferenza Episcopale Calabrese per dire che c'è un sentimento che accomuna tutti, che non esclude nessuno, che è quello dell'emergenza sanitaria. Ho capito, ma così come c'è l'emergenza del lavoro. Ogni volta noi parliamo, chiedo scusa direttore, parliamo e facciamo l'esempio di questi giovani che vanno fuori regione, pubblichiamo nei social la valigia e diciamo se ne sono andati centinaia e centinaia di giovani, però negli anni la politica calabrese non ha messo in campo una sola misura per trattenere le nostre risorse, e poi facciamo, diciamo, cerchiamo di scoprire. Le ricordo che fa parte di una forza di governo. Certo, ma non solo io faccio parte di una forza di governo, ma ne faccio parte in maniera libera, esprimendo il pensiero e dicendo quello che penso. In Calabria, voi sapete che in Calabria, e chiudo, c'è un giovane di 33 anni che è professore ordinario all'Università di Roma, che è uno degli scienziati per la cura dell'Alzheimer. Si chiama Eugenio Barone. Eugenio Barone in Calabria non ha trovato spazio. Purtroppo ce ne sono diversi esempi, no? Come questi. Io dico, però faccio questo esempio per dire, così come ci sono in Puglia, assolutamente sì, in Sicilia. Però non è questo il problema, è concedere l'opportunità ai giovani di sperimentare i loro saperi, le loro conoscenze. Questo che mi pare che manchi proprio il dibattito politico, perché al di là della sanità, sulla quale abbiamo speso fiume di parole, però a me ha colpito moltissimo, per esempio, recentemente il grido d'allarme di Confindustria Calabria, che dice: guardate che qua i comuni sono tutti o in dissesto o in predissesto, 1 su 4, questo significa che i pagamenti alle aziende sono ritardati, questo significa aziende chiuse, licenziamenti o comunque certamente non sviluppo. Rispetto a questa cosa mi sarei aspettato, poiché siamo a ridosso della campagna elettorale, all'apertura di un dibattito,
che non c'è stato. No, non c'è stato. Ma non c'è perché mancano i programmi, perché i partiti tutti, e allora la gente come vi nessuna vota? escluse, sono impegnati alla ricerca dei candidati e non alla ricerca delle idee che possono convincere i candidati ad accettare di mettersi Quindi in campo. fa ragione a quello che dicevo io. Assolutamente sì, non ho nessun problema a dirlo. Questo governo che esce dalla Calabria, che cosa ha fatto, cosa ha prodotto? Penso che ha prodotto molto poco o niente, perché il fatto stesso che l'Unione Europea ci diffida a investire i soldi minacciando che non erogheranno più soldi alla Calabria, considerato che è mancata la progettualità. Non è che mancano i programmi, è mancata proprio la progettualità. Il fatto stesso che del 68% delle cifre assegnate alla Calabria solo il 19% sono state impegnate, non spese, impegnate, naturalmente la dice lunga, però ricevere la diffida addirittura dell'Unione Europea penso che è mortificante. Una Calabria che mai come questa volta il PIL è negativo di uno 0,3%, mentre al nord quest'anno è stato raggiunto lo 0,3% più, quindi positivo. Presumo, no, non è una presunzione, è una realtà. Tutto questo dipende dal malgoverno che c'è stato in Calabria, e non è solo il problema riferito all'impegno della spesa dei fondi europei, ma il problema della sanità. Non si era mai visto una realtà dove il presidente della regione non dialoga col commissario, e non con quello di ora, con quello di prima, addirittura i battibecchi che c'erano, le contrapposizioni che c'erano. Oliverio va a Trebisacce qualche giorno fa a dire che ha impegnato 59 milioni di euro a fine settembre con una delibera per riaprire l'ospedale di Trebisacce. Ci ritorna dopo una settimana il commissario Cotticelli e dice che l'ospedale di Trebisacce non è nelle condizioni di essere riaperto. In questi giorni Oliverio dovrebbe venire sullo Ionio a dire che partono i lavori dell'ospedale della Sibarite, ospedale della Sibarite che è stato inaugurato in occasione delle politiche del 2018 per la realizzazione della recinzione del cantiere. Addirittura inauguriamo la recinzione del cantiere, poi passa un anno perché siamo in prossimità di una campagna elettorale, e adesso viene a dire che hanno cambiato, hanno firmato il nuovo contratto con l'altra azienda, e noi lo stiamo dicendo da 5 anni. Se la Tecnis è fallimentare, la difesa d'ufficio ci vuole qua. E non penso che può dire il contrario. Sono dati di fatto. Sì, allora io intanto parto da questo presupposto. Rapani fa delle considerazioni, alcune giuste, alcune errate. Mi piacerebbe che mettessi in evidenza quelle errate. Al mio modo di vedere, l'esperienza di Oliverio non è un'esperienza diciamo da buttare via. Un conto è decidere, buttare via, un conto non ha ragione, perché in questi giorni stanno promettendo i soldi per i borghi, stanno andando con un elenco in tutti i comuni a promettere i soldi per i borghi antichi. Scusami, io non sono difensore di nessuno, ma voglio fare questo ragionamento politico. Intanto l'esperienza di Oliverio è un'esperienza non da buttare via, perché ci sono stati dei passi importanti di cambiamento. Intanto però c'è questa considerazione: da dove è stata ereditata la Calabria? Da questa considerazione Rapani si dimentica che in Calabria il fatto normale era diventato un fatto straordinario, ma non parliamo di opere pubbliche, perché sarebbe parlare di qualcosa di l'esperienza Scopelliti. Ricordate le strade della nostra Calabria piene di rifiuti? In Calabria non c'era più neanche l'ordinarietà dei servizi. Allora questo, voglio dire, intanto gestire la regione Calabria è difficile, intanto accontentare i desiderata di tutti i calabresi è altrettanto difficile, intanto però in un governo regionale dove si ereditano delle difficoltà non di poco conto della ordinarietà dei servizi essenziali della regione, alcuni passaggi sono stati fatti. Poi tutte le cose sono state fatte bene? No, ma alcune cose sono state fatte. Rispetto alla considerazione che faceva Rapani bisogna essere obiettivi dal dire, almeno che lui non diciamo, voglia dire che il governo di centrodestra e quindi il governo di Scopelliti ha lasciato una regione fiorente dove chiunque andasse successivamente a governare era già avvantaggiato. Non è stato così.
E ti do pienamente ragione. E i fatti, l'obiettività del quadro politico. Ci mancherebbe. Con me sfondi una porta aperta e ti spiego anche perché. Effettivamente dici il centrosinistra è ereditato dal centrodestra. Io ti potrei dire il centrodestra è ereditato dal centrosinistra, naturalmente non ne usciamo più. Però se io mi propongo a governare, è chiaro che quello che è stato dietro di me lo devo mettere da parte e devo cercare di dare speranza e fiducia a coloro i quali in qualche modo me la dovrebbero dare. Con il governo Scopelliti è stato fatto il piano di rientro sulla sanità. Non parliamo della sanità fammi parlare, ci sono state proteste in Calabria. La prima protesta l'ho fatta io. La prima protesta l'ho fatta io. È stata prevista nella fascia ionica la chiusura degli ospedali di Cariate e di Trebisacci. Era il 12 agosto del 2012, data certa perché ho protocollato questa nota. Io per dignità naturalmente verso la mia persona e per rispetto del ruolo che ricoprivo, perché ero consigliere provinciale e consigliere comunale, mi sono dimesso da tutti gli incarichi perché non tolleravo che il mio partito nel piano di rientro della sanità prevedesse la chiusura di strutture essenziali e necessarie. Per quanto mi riguarda questo significa fare politica. Io non ho avallato la previsione. Per alcuni versi forse, ma penso proprio di no. Ma il ragionamento è un altro, il ragionamento è che in Calabria ci sono tante difficoltà che io ho capito che voi siete in campagna elettorale, lo siamo tutti in campagna elettorale, diciamo, allora noi usciamo e quindi ci sono tanti problemi. Io non difendo nessuno, io sto dicendo che in Calabria c'è una situazione diciamo, talmente drammatica che le forze politiche di destra e di sinistra hanno comunque non lasciato irrisolta. Allora se vogliamo dare ai cittadini che ci seguono un quadro diciamo serio, se poi dobbiamo fare la campagna elettorale dobbiamo dire ma guarda che c'eri tu che hai fatto questo, lo possiamo anche fare. Questo è un discorso che hai preso tu. Io mi sto proponendo agli elettori con una promessa che mi occuperò e mi preoccuperò delle tematiche e delle problematiche per dare una proposta con la speranza di portarla a soluzione. Nel 2019 però, nel 2019 di proporsi agli elettori con una promessa con i tempi che corrono con l'appeal tra i cittadini e la politica non bastano le promesse. Qua bisogna portare in questa fase lo devi promettere, poi nel momento in cui io non sono abituato a promettere, dico che c'è una situazione chiara, trasparente, che è una situazione drammatica che bisogna fronteggiare. Sono state fatte delle cose negative? Certo. Sono state fatte alcune cose positive? Altrettanto certo, ma non è assolutamente da buttare tutta l'esperienza amministrativa, ma mi pare sotto gli occhi di tutti. Infatti io non butto assolutamente niente, io mi preoccupo di preparare, di presentare dei progetti senza guardare naturalmente a quello che hanno fatto. Io mi preoccupo di quello che voglio fare io e noi abbiamo iniziato a fare dei convegni itineranti sulla problematica delle infrastrutture e trasporti, abbiamo iniziato a fare dei convegni itineranti sulla problematica della sanità, coinvolgendo gli operatori del settore. Permesso, scusami se ti parlo sopra. I convegni itineranti che tu parli sono i convegni quando c'era in politica la DC con Fanfani. Ve lo ricordate? La DC con Fanfani. In Calabria ancora parliamo del problema delle strade. Certo, attenzione, al nord si parla di alta velocità e di come raggiungere il sud in 2 ore, 3 ore. Noi invece il problema in Calabria è quella di verificare come non mantenere isolato un paese. Basta una pioggia che i paesi devono chiudere le scuole e sono isolati e noi facciamo ancora i convegni itineranti. Qua ci servono misure. Ma noi li facciamo perché abbiamo idee, voi non li fate perché non avete neanche le idee. Non assolutamente, tu puoi fare tutti i convegni che vuoi, ma le idee restano idee rispetto ai fatti che restano fatti. C'è bisogno di fatti. In politica, oltre alle idee, c'è bisogno di fatti e non possiamo dire ai nostri cittadini che ci ascoltano la storiella, faremo il convegno sulla strada X o Y perché va messa in sicurezza, perché va collegata, perché la gente si è rotta, tra virgolette, chiedo scusa ma lasciatemi passare il termine perché rende obiettivamente il senso di quello che si è rotta le palle di queste cose. Bisogna avere altrettanto forza a dire
Non fate più commenti. le iniziative continueremo, no, assolutamente, perché noi siamo convinti scusa, che quella è la strada da seguire. non era rivolto a te, un ragionamento generale, ci mancherebbe. È chiaro che ognuno interpreta la politica Assolutamente. nella sua, Noi parliamo di progettualità a a scala un pochettino più ampia, Certo, senza certo. pensare Adesso- alla strada. Noi abbiamo, No, noi abbiamo predisposto, sto parlando di noi viabilità. abbiamo predisposto un piano integrato di trasporti che è una cosa un pochettino diversa. un po' più complessi. Però fino adesso noi abbiamo parlato di Oliverio, dell'esperienza di questa amministrazione. Io invece volevo chiedere un giudizio sull'opposizione, quindi che ti riguarda da vicino, no? Perché anche l'opposizione ha un ruolo, in questi anni un po' ha fatto da stampella, no? Mancava il numero legale, mancava nella maggioranza e molto spesso il numero legale lo avete garantito voi. Che giudizio date dell'opposizione? Voi io no, perché Voi come partito, la parte politica, certo. come parte politica, chiaramente tu. Allora, quando c'erano problematiche, perché naturalmente questo l'abbiamo affrontato all'interno del partito, quando c'erano problematiche che riguardavano un interesse generale e quindi in qualche modo la necessità, mantenevano il numero legale. Basta vedere gli ultimi 2 o 3 consigli regionali che non si sono svolti perché naturalmente, non essendoci la maggioranza, le opposizioni non hanno ritenuto opportuno mantenere il numero legale. Quindi era solo per senso di responsabilità. Allora, Però nessuno ha pensato di dare una spallata definitiva, visto che mancava il numero legale, c'era l'opposizione. Intanto finalmente no, con l'astuzia e la furbizia di Massimo Clausi siamo arrivati a quello che volevo dire io. La classe politica calabrese è una classe politica che comunque non ha lanciato una prospettiva. Se noi diciamo prestiamo attenzione alle parole di Massimo Clausi e alla risposta di Ernesto Rapani, Massimo Clausi dice: come mai il centrodestra regge il moccolo al centrosinistra? Rapani ti dice: sì, perché era per l'interesse generale della regione. Non è così. È evidente che nessun consigliere regionale voleva andare a casa, perché ci sono state delle situazioni in cui si poteva dare realmente una spallata ad Oliverio, vale a dire porre fine alla consigliatura regionale con presidenza Oliverio. Ciò significa che c'è stata una commistione tra centrodestra e centrosinistra e che ha mantenuto una situazione di fatto. E allora questa analisi cozza con quello che diceva prima Rapani quando dice il centrosinistra ha fallito perché è un governo fallimentare, comunque mantenuto in alcune circostanze dalla parte che lo allora dovete dare ragione ai 5 Stelle. No, io non do ragione ai 5 Ma Stelle. Vi inseguite per questo allora. Intanto noi non inseguiamo nessuno. Per quanto riguarda il mio giudizio sui 5 Stelle, è un giudizio noto che voi potete andare a vedere anche sui social e sui giornali, sulle mie dichiarazioni. Però quando si parla di politica in generale si capisce la complessità della regione dalla domanda che ha fatto Massimo Clausi. La complessità è data anche da un altro fatto. Per esempio, vi auguro entrambi di diventare consiglieri regionali, ma non vi spaventa questo fatto che siamo in esercizio provvisorio, questo bilancio non si riesce a chiudere e il motivo è sempre lo stesso, cioè la crisi di liquidità dei comuni, no? Voi siete stati anche amministratori, per questo. Il motivo principale è che purtroppo non ha i numeri per approvare il bilancio, non tanto i numeri che non quadrano, ma non ha i numeri per approvare il bilancio. Manca la maggioranza, è politico il problema. Esatto. Non economico? Al di là del problema economico. Il problema economico però. Assolutamente sì. Stiamo parlando di 300 milioni di euro. Assolutamente sì, il problema economico perché il problema economico in qualche modo poi si risolve, il problema politico che è difficile risolvere. Anche la situazione. Ma poi si risolverà, ma si vota. Si risolverà, però non è questo naturalmente per un'amministrazione fallimentare. Chiudere l'anno senza approvare il bilancio o chiudere il mandato senza approvare il bilancio, penso che anche i soldi lunga. che occorrono per la macchina elettorale verranno addebitate poi al futuro governo della regione. Al subentrare, cioè, chi farà l'assessore al bilancio nel 2020? A prescindere chi farà l'assessore al bilancio, se si vota a gennaio o a febbraio, il tempo dell'insediamento si arriva a marzo, il tempo del primo consiglio si arriva ad aprile, sei costretto ad andare in dodicesimi, per cui per i primi 5 mesi ti devi indebitare per forza. E questo la gente lo dovrebbe sapere per bene. Ma quali sono gli effetti per le imprese, per esempio? Gli effetti sono quelli che dicevi tu prima, che c'è il rischio che naturalmente non possono essere pagati, non arrivano i soldi e vanno in default e c'è il rischio delle chiusure. E poi c'è la cascata, perché l'azienda si trova in difficoltà, licenzia, non può pagare i lavoratori vengono licenziati. Questo non è un problema da sottovalutare, questo è un problema. Cioè si fa una delibera con impegno di spesa di 59 milioni di euro per la sanità, sapendo che non si approva il bilancio, e questa delibera dove trova copertura finanziaria? Scusami Ernesto, solo propaganda. Certo che propaganda. Scusami Ernesto, ancora questa valutazione
rappresenta una discrasia con quello che hai detto prima, perché se è vero che alcuni consiglieri regionali tengono il moccolo al centrodestra, al centrosinistra per questioni di interesse regionale, non può venire a, diciamo, come esimente la circostanza che Oliverio non ha la maggioranza in consiglio regionale, e quindi i consiglieri di centrodestra avrebbero dovuto, diciamo, continuare ad assumere lo stesso atteggiamento di responsabilità e approvare il bilancio. Guarda che il bilancio non è altro che un atto politico, ma voglio dire... Il bilancio no, è un atto politico all'interno del quale ci sono le scelte di un'amministrazione. Assolutamente. E se io riconosco che l'amministrazione è fallimentare, come puoi pretendere che ti vengo a reggere? Però se tu preannunci catastrofi, è chiaro che la responsabilità significa prevenire una ma certamente non a danno mio. Assolutamente. Comunque noi siamo in chiusura, però abbiamo cominciato questo viaggio, quindi avremo modo di rincontrarci più in là appena il quadro sarà ben delineato, la griglia di partenza sarà bella. Ci troviamo alla vigilia di Natale. Ci troviamo tra il 24 e il 25. Fateci trovare il panettone. Sì, il panettone, così cerchiamo di vedere. Grazie per essere stati con noi. A voi. Grazie a quanti ci hanno seguito, ci vediamo domani, arrivederci.